pensi sempre è tutta vita mia, io non ci volessi dicere, ma non ci saccio di. A voglio bene assai, dici tu cielo, che non mi ascolti mai. È una passione più forte di una catena, che mi tormenta l'anima. Mesdames et messieurs, je voudrais vous chanter une petite chanson en dialecte napolitain. Perché non vengono tutti qui davanti? Cioè, perché io non voglio guardare nemmeno qua, voi state bene là, quelli là dentro, in fondo, perché non venite qua? Andiamo a Napoli, c'è musica napoletana, radio accesa, televisioni, video, perché voglio dire, loro vivono per la musica. C'è chi canta, c'è chi suona, c'è chi lavora negli emittenti televisivi, c'è chi lavora in radio. Appunto una cerimonia, una comunione, un matrimonio, un battesimo. A Napoli non si fa se non c'è la musica napoletana. Appicciocammo dopo un'ora, ritornammo poi a fare amore. Se te state prepotente, mamma non mi importa niente. Noi abbiamo tutte le situazioni come possiamo cantare in mezzo alla strada dove ci sono 10 persone, in mezzo alla strada dove ci sono addirittura 40.000 persone. Ma la musica napoletana racconta le storie vere. Ecco, io c'ho una canzone per esempio del disco nuovo che parla, si intitola Il falco e la colomba, come la fiction fecero negli anni passati sul canale 5. Vedo una storia bella e funziona. Ma noi ce ne ce l'hai? Qual è le ce ne ce l'hai? Che la sentite un po'. Sentite un po' ci sta perché tu mi appartieni, perché mi piace tu. Sentite un po' ci sta, ti voglio troppo bene. Sono stato dai 14 ai 17 anni che io ho fatto un cambiamento da bambino a uomo. Ho passato 3 anni di latitanza, cioè con papà, e quindi siamo stati fuori, lontano da tutto, da tutti e da tutto, e quindi io mi sono isolato, chiuso nella musica, passavo le notti davanti al computer e quando dico queste cose mi viene il freddo. Un giorno incontrai un amico mio che, io adesso è un amico mio. Lo incontrai e mi disse: Antonio, ti posso far vedere una cosa. Ho fatto il tuo tatuaggio, dove ce l'hai tu, e tutti i tuoi tatuaggi sul mio corpo. Che come poi ho fatto la chiave di violino con le ali sulla spalla come c'era tu e il geco sulla gamba, perché io sono un tuo fan e devo avere tutto quello che c'è tu. E aveva qualche 14-15 anni e per una persona vedere un cantante è un sogno, perché magari per lui io posso essere, sono una persona dove lui non può arrivare a me, non è così, perché sono una persona come tutti gli altri. Mi voglio fare un cantante in ristorante, mi si fesse piazza, voglio fare un cantante, non fanno teatro, in una puntata, come fa la mamma, come mamma e papà. Mi è sempre piaciuto cantare. Papà e mamma vorrebbero che io canto e quindi magari fanno sacrifici per me, e un giorno arriva un Pinco Pallino che mi dice: voglio dire una bella voce, sai, perché non vieni a trovare in studio? L'indomani vado in studio, parlo con lui, dice: vuoi fare un disco, lo faccio fare io, vieni, basta che mi dai 5.000 euro, ma a te, giusto perché sei te, ma fai così. E poi lì arriva la mazzata, perché comunque il disco te lo senti solo te, i sacrifici di mamma e papà. Si è realizzato metà parte del tuo sogno, perché quando non sei cantante non ti senti nel disco, dici sì, faccio il disco, sono cantante, però poi quando il disco lo ascolti solo te stesso
e lì hai vinto solo a metà. Questa cosa sti titoli, ten 25 secoli, come predi sta città.